Andrea. Ecco, guardateci tutti qua, tutti qua. Un importante traguardo per la comunità locale. L'ambulatorio di prossimità è finalmente una realtà. Sabato 28 giugno alle ore 10:30 presso l'IPAB Casa Fenzi in via Spelanzon a Conegliano si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di questo nuovo spazio dedicato alla salute. Un progetto nato dalla sinergia tra più realtà del territorio, l'IPAB Casa Fenzi, la Fondazione Caritas Vittorio Veneto, l'Ufficio Diocesano per la Pastorale e della Salute, il Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto e il Comune di Conegliano con il sostegno della Regione Veneto. Un esempio concreto di come la collaborazione tra enti pubblici e privati possa generare risposte efficaci ai bisogni della popolazione. All'evento inaugurale hanno preso parte numerose autorità e rappresentanti delle istituzioni. Il vescovo di Vittorio Veneto Monsignor Riccardo Batocchio, il sindaco di Conegliano Fabio Chies, il presidente dell'IPAB Casa Fenzi Karim Zambon, il presidente del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto Franco Moras, il direttore della Caritas diocesana Don Andrea Forest, il direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute Gian Antonio Dei Tos e un rappresentante della provincia di Treviso. L'ambulatorio di prossimità nasce per offrire un punto di riferimento sanitario a chi si trova in situazioni di fragilità o marginalità, facilitando l'accesso alle cure primarie e promuovendo una cultura della salute più inclusiva. Già lo è in realtà un contributo a affrontare le necessità di persone che non possono accedere per diversi motivi ai servizi previsti e quindi dobbiamo solo ringraziare e sostenere in tanti modi. Anche la diocesi di Vittorio Veneto attraverso soprattutto la Caritas sostiene questo tipo di interventi nel contesto sociale in cui ci troviamo a vivere anche come cristiani. Nel corso della cerimonia sono stati sottolineati i valori della solidarietà, della prossimità e della cura del prossimo. Perché i problemi nostri diventeranno i problemi degli altri, se pensiamo di ragionare in termini di comunità, se invece pensiamo di ragionare in termini utilitaristici, in maniera superficiale, dicendo che comunque i problemi sono degli altri, o dicendo che comunque questi problemi vanno risolti in altro modo, intanto ci devono dire come. Noi riteniamo che l'unico modo di risolvere i problemi sia fornire dei servizi alle persone in difficoltà. Le persone in difficoltà possono essere in difficoltà temporanea e dobbiamo creare servizi in modo che queste persone in difficoltà temporanea possano tornare a condurre una vita normale, oppure a una difficoltà strutturale. E in questo caso qua ci stiamo attrezzando per dare risposte alle difficoltà strutturali. L'inaugurazione dell'ambulatorio di prossimità rappresenta un passo significativo per l'IPAB Casa Fenzi, che mette al centro la dignità e il diritto alla salute per tutti. Sicuramente rientra all'interno di una visione che abbiamo per il destino dell'IPAB, cioè vogliamo diventare sempre più un centro servizi per il territorio e nel territorio. Quindi oggi inauguriamo presso la nostra sede un ambulatorio di prossimità, quindi un presidio sanitario, ma dopo abbiamo ovviamente la casa di riposo, avvieremo il centro di servizi diurno e soprattutto con l'autunno avvieremo un progetto molto importante che è la realizzazione di ben 14 nuovi appartamenti per il co-housing destinato chiaramente a prolungare la vita autonoma delle persone che possiedono una fragilità sia dovuta alla terza età o altri tipi di fragilità, una via di mezzo tra il vivere a casa da soli ed entrare nell'istituto.